Arriviamo al turno di Andrea Costa, assessore allo sport del comune di Portogruaro. Si è parlato tanto dunque di questo infortunio, ma la notizia giusta l'abbiamo data noi perché riguardava un uomo di 35 anni, non una bambina. Infortunio in palestra. Com'è la situazione attualmente? Le palestre come sono a Portogruaro? Qual è il loro stato di agibilità? Ecco, trovo più interessante la seconda domanda, perché rispetto alla prima ho delle profonde titubanze nel rispondere, perché temo stiamo parlando di un articolo che è apparso recentemente su un quotidiano locale che credo che riporti degli elementi non veri, mi esprimo per ora in maniera più pesante, stiamo facendo degli accertamenti del caso e tutto quello che abbiamo in mano fino adesso ci fa pensare che forse uno slancio di fantasia abbia ispirato la stilatrice dell'articolo. Però è vero quello che abbiamo detto noi, che un ragazzo di 35 anni è successo che purtroppo 2 settimane fa, per un episodio fortuito, un ragazzo aveva riportato una lieve lesione. Noi abbiamo provveduto a accertare lo stato delle palestre. In quella palestra si è verificato un danno su 3-4 elementi, quindi una banalità. Nonostante questo, visto il rischio che questo potesse ripresentarsi, abbiamo messo in sicurezza con il linoleum per l'uso scolastico la palestra, abbiamo provveduto a ricollocare tutte le altre attività presenti nella palestra di Sulmaga nelle altre palestre, in modo da consentire l'attività normale delle squadre di Portogruaro che utilizzano le palestre. Per quanto riguarda le palestre c'è un ragionamento molto ampio, perché dopo tanti anni bisogna giustamente fare dei lavori anche di manutenzione che abbiamo fatto nel corso degli anni, faremo come abbiamo sempre fatto anche nel corso di quest'anno. Secondo lei servono nuovi impianti sportivi a Portogruaro? Secondo me serve una gestione più attenta. Secondo me bisogna che le società capiscano quali sono le possibilità anche individuali, perché forse in questo momento storico, forse come ha fatto la pallacanestro, come ha fatto la pallavolo con Concordia, il basket per nel Veneto orientale, forse bisogna ragionare più come spazio aperto, non singolo comune. Noi comunque abbiamo in questo periodo fatto qualcosa di nuovo, riguarda il patinaggio, riguarda elementi delle piscine, siamo pronti per il rugby, quindi abbiamo delle altre novità in campo, però credo che bisogna ottimizzare anche gli spazi che già abbiamo, sono numerosi. Ringraziamo dunque Andrea Costa per questo suo illuminante intervento. Andiamo avanti con il giornale. Le regioni saranno